sipario sulla regular season di Serie A2. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta con le immagini di Enrico Costa dal Palacopron di Sestu per raccontarvi la 26esima ultima giornata del campionato di Serie A2 di futsal. Nel menù di oggi c'è il derby tra il Città di Sestu e la Leonardo. Giannattasio riceve, può scaricare poi per Cao, ancora Giannattasio. Due più esperti oggi per giocatori di movimento a disposizione di mister Chico Cocco. Ancora Giannattasio, non passa il pallone qui, l'1-2 tra Ezzi e Siddi, conferma letale la coppia della Leonardo. Riccardo Siddi porta in vantaggio la Leo dopo poco più di un minuto e mezzo. Guadagna la rimessa laterale. Cambia il pallone con Sasso, poi Giannattasio prova ad andare proprio da Cao, cerca centralmente di avanzare, non passa, contropiede della Leonardo. Siddi prende la mira col mancino, trova l'angolino basso, fa 2-0, doppietta per Riccardo Siddi. Erbi, palla per Marco Tidu, Davison, Acco, doppio in verticale per De Murtas, Giannattasio buca l'anticipo, De Murtas può andare da Acco, il tocco dietro per Davison, lascia lì a De Murtas che caccia forte e fa 3-0 dopo 11 minuti. Ora Giannattasio, il tocco in verticale che non passa, De Murtas riesce a calciare, poi manda in porta Tidu, c'è Davison, secondo palo visto da Tidu, tutto troppo facile per Davison. Da Leonardo cala il poker, questo gran contropiede, Bada che non passa, poi Arca, che lui sulla carta sarebbe un ex giocato nelle giovanili della Leonardo prima di arrivare al Sestu. Uscedo qui, il tocco dentro, poi ancora di Siddi per Ezzi che cerca in rovesciata, trova la rovesciata, 4 minuti e 3 secondi dalla fine del primo tempo. Lorenzo Ezzi fa 5-0 al Palacopron. Legge molto bene la difesa della Leo, fine il rimpallo permette anche il controllo con le mani a Acco, su poi di prima il pallone per Tidu, letale per il 6-0 in contropiede. Non sembrava così incontrollabile, alla fine concede la rimessa laterale dentro nuovamente Arca, ma il tiro col mancino fa Giannattasio che buca Cossu sul primo palo, segna il primo gol di giornata del Città di Sestu che torna sul meno 5. Chiesto un altro pallone per poter battere il secondo calcio d'angolo consecutivo per Leonardo. Qui pallone alzato per il destro al volo di Ezzi, gol di gran fattura quello del numero 7, doppietta anche per lui. Alla fine l'ha recuperata la Leonardo anche in zona interessante, riparte però da dietro Ezzi, Acco, ancora Ezzi, finita con la suola, si torna dal brasiliano, il tocco di ritorno per Ezzi che prova a darsi lo spazio per calciarla, vuole tornare da Siddi che si inventa un gol fenomenale, 8-1, tripletta per Siddi con questa splendida rovesciata sull'ennesimo assist di Lorenzo Ezzi. Allora altro calcio d'angolo, palla alzata stavolta per Arca che la deve controllare, va da Conforto, uscita forte di Ezzi, Conforto si libera per il tiro e trova il primo gol in Serie A2 a 3,50 dalla fine, accorcia il punteggio Francesco Conforto. Recupera il pallone Siddi, serie di finte, si accentra Siddi che poi va da De Murtas sul secondo palo, fa 9-2. Ancora con Diego De Murtas il gol dei cagliaritani, via 2 secondi, un secondo, è finita alla Palacopron la stagione regolare di Città di Sestu e Leonardo. La Leonardo vince il derby 9-2.